Siamo con Manuel Ferretto della RCS Sport, un'azienda che organizza il Giro d'Italia. Siamo qui a Ponte di Piave, al birrificio San Gabriel, uno dei sponsor del Giro d'Italia. Siamo in Veneto ci sarà 5 o 6 tappe tra il Veneto e il Friuli, tra cui forse la tappa più difficile. Ecco, quale importanza e quale fatica c'è in questo momento trovare i sponsor, che poi alla fine organizzare può essere difficile, ma trovare oggi sponsor credo che sia forse più difficile che scalare il Zoccolan. Non è facile sicuramente, però abbiamo un grande vantaggio, che è quello del Giro d'Italia, che ci dà il Giro d'Italia, perché è una piattaforma clamorosa, una piattaforma incredibile per i numeri che produce. Ogni anno siamo arrivati alla 104esima edizione. Come ha detto bene lei, in Veneto, il Veneto è la casa di tanti dei nostri partner, dei nostri sponsor, oltre a San Gabriel con il bellissimo progetto e la bellissima serata che ho organizzato questa sera. Abbiamo tanti altri partner veneti e del Triveneto, da Intimissimi Uomo, che è sbarcato sulla maglia bianca quest'anno, quindi un territorio che in realtà ogni anno ci regala grandi tappe, ci regala, grazie alla sua conformazione, tappe di montagna, paesaggi bellissimi, e un Triveneto dove poi molto spesso si decide anche il Giro. Un Triveneto dove gli imprenditori sono sempre presenti, per cui una dimostrazione che questo territorio è un territorio che lavora ma anche dà per lo sport e cerca comunque di essere sempre presente e aiutare queste manifestazioni che sono costose e anche difficili. Assolutamente sì, un Triveneto che dà sempre grande prova di vicinanza al mondo dello sport e soprattutto un tessuto industriale, imprenditoriale molto importante, che traina un paese intero, ma in realtà dà prova della vicinanza appunto al mondo dello sport, con tante partnership non solo ai giorni nostri ma anche negli anni passati. Insomma, siamo pieni di esempi che potremmo fare anche senza uscire dal mondo del ciclismo, ma rimanendo appunto entro questa disciplina, per cui un Veneto e gli imprenditori veneti che si confermano ancora una volta di più, anche in situazioni difficili come quelle di questi anni, del 2020 e del 2021, sempre molto vicini a un tema di marketing e di pubblicità legati al mondo dello sport.